stata appena inaugurata a Palazzo Minucci De Carlo la 24esima mostra dei vini di OCG, un'iniziativa organizzata dalla Proloco di Vittorio Veneto. Sì, è una tappa vittoriese della primavera del Prosecco, è una tappa impegnativa, però siamo orgogliosi di dare evidenza non solo alle cantine, ecco, ringrazio le cantine che hanno aderito alla mostra, ma per dare anche rilevanza alle cantine nostre del Vittoriese, questo senz'altro. Abbiamo in mostra 28 cantine partecipanti, 66 vini, dall'extra dry, brut, extra brut, dry. Si possono degustare poi dei piatti tipici assieme all'assaggio del vino. Oggi è stata anche l'occasione per premiare i vini del territorio. Certo, lunedì scorso si è riunita la commissione, come facciamo ogni anno, di Assoenologi, FISAR e ONAV e hanno stilato la classifica dei primi 3 vini migliori in mostra e come da tradizione abbiamo premiato anche la migliore cantina, il miglior vino di una cantina vittoriese. 24esima mostra dei vini di OCG a Vittorio Veneto, un appuntamento immancabile. Beh, con piacere l'Associazione UNESCO questa sera è qui a questa inaugurazione, vogliamo portare il nostro saluto, il nostro plauso all'Associazione perché comunque una primavera del Prosecco a Vittorio Veneto vuol dire essere all'interno del territorio UNESCO, vuol dire essere all'interno di un territorio comunque come questo palazzo che rappresenta la storia e l'architettura del nostro territorio, quindi un salotto, quello di Vittorio Veneto, che ci permette di promuovere e far conoscere quelli che sono i nostri prodotti, in particolare il Prosecco di OCG che questa sera stiamo bevendo, stiamo degustando e quindi una buona mostra a tutti quanti e un arrivederci a presto perché comunque Vittorio Veneto ha tanto da dare a questo territorio e l'associazionismo presente lo dimostra che è sempre presente con belle iniziative. Il Galetta Marca da anni della sua missione è quella della promozione dei prodotti tipici, la promozione del territorio, quindi sono questi eventi non può mancare assolutamente, anche perché abbiamo stretto una forte collaborazione con l'Umpli, che è l'ente poi che ha inventato questa iniziativa bellissima, e con le Proloco che poi gestiscono tutti questi eventi. La bellezza di questa mostra è proprio nel fatto che mette assieme Proloco, mette assieme organizzazione del comune, mette assieme organizzazione dell'UNESCO, nonché sostenitori locali che danno veramente spazio a questa manifestazione e dà una prospettiva internazionale notevole sia per l'aspetto enogastronomico che per il valore che ha intrinseco. La Banca per Alpi San Biagio sostiene la mostra del vino ma anche un po' tutte le attività delle Proloco perché è una banca del territorio e condivide con il territorio non solo i suoi successi ma anche le problematiche che ci possono essere. Quindi la mostra dei vini è una bellissima cosa perché è una vetrina sui nostri prodotti e sulla qualità dei nostri prodotti e contemporaneamente mette in mostra anche qual è il nostro territorio e le peculiarità del nostro territorio, che è un territorio bellissimo e che proprio per la bellezza che ha anche ha avuto il riconoscimento di territorio dell'UNESCO. Ringrazio sicuramente gli sponsor, coloro che hanno contribuito economicamente alla realizzazione di questo evento, in particolare a Banca Prealpi San Biagio che è sempre vicina alle nostre manifestazioni, Dare SPA, produttrice dei libanesi, il giornale Oggi Treviso, la Veneta Botti che è sponsor anche della nostra squadra del Palio delle Botti, i locali poi Gallium e Calvi e la distilleria Andrea da Ponte e la macelleria Breda. Quanto è importante valorizzare i prodotti del nostro territorio? La promozione del territorio, dei prodotti è importantissima perché ormai è risaputo che la maggior parte dei turisti che vengono qua, oltre a visitare il nostro territorio, vogliono assaggiare i nostri prodotti che sono unici, infatti ce li invidiano a tutto il mondo. Il vino è diventato il momento in cui il nostro territorio entra anche nei mercati esteri perché
che arriva in un mercato estero, prima il vino e poi tutti i prodotti che lo seguono, dal lattiero caseario e via dicendo. Quindi il vino è effettivamente, non solo per il Veneto e non solo per il nostro territorio, ma per tutta la nazione italiana, è la punta di diamante della nostra agricoltura. Oggi si parla tanto di aspetti di promozione, in che modo, eccetera. L'enoturismo, l'enogastronomia sono elementi, diciamo, fondamentali, e questo territorio ne è uno degli esempi, unendo ovviamente aspetti culturali nonché storici. L'invito ai vittoriesi per i prossimi fine settimana qual è? Sicuramente venirci a trovare in mostra, sperando anche nel bel tempo. La sede è molto bella, è un pezzo storico della città di Vittorio Veneto e ha un panorama fantastico sul retro nel giardino, con una vista meravigliosa anche su Sant'Augusta. E voglio ricordare poi le iniziative di contorno alla manifestazione. Sabato questo ci sarà una passeggiata storico-naturalistica, ma in particolare voglio ricordare il Palio delle Botti delle Città del Vino, che organizzeremo sabato successivo 1° giugno, dove partecipano squadre da tutta l'Italia. Siamo appena freschi ritornati dal Palio di Suvereto, città meravigliosa, è sempre l'occasione per festa, per scambio di amicizia. Vi aspettiamo quindi sicuramente sabato 1° giugno.